Guarda. Il progetto biologico sta davvero tracciando nuove strade per un futuro sostenibile e il convegno di chiusura di Biologico A++, e quando si tratta di una chiusura si fanno anche bilanci che sembrano essere davvero più che positivi. Assolutamente sì, questo progetto Biologico A++ non si accontenta, parte dal concetto che non si accontenta del biologico con i suoi requisiti che già sono importanti, quelli che occorre rispettare per potersi avvalere del marchio europeo del biologico, ma vuole andare oltre. Pensa ad un biologico che sia anche sostenibile, che sia in armonia con l'ambiente, con la natura, che crei un'intersezione tra ecosistema aziendale ed ecosistema globale e che guardi anche alla solidarietà dell'approccio e guardi anche alla multifunzionalità dell'azione dell'azienda. Il progetto ha consentito di creare un gruppo di lavoro veramente molto armonioso che presuppone una continuità nel tempo di questo ecomodello. Il lavoro è stato riassunto in un manuale che io vorrei illustrarvi se è possibile, quindi manuale per l'agricoltura biologica e sostenibile, che è un valido che è un valido supporto per tutte le aziende, ma anche per le aziende convenzionali, non per forza biologica, che vogliono transitare all'agricoltura biologica e sostenibile. Qual è il punto principale di questo progetto? È quello di essersi sforzati per comprendere la biodiversità naturale e coltivata. La biodiversità naturale, sia essa vegetale che animale, ha consentito di elaborare quello che si chiama biodiversità funzionale, cioè quello strumento di interpretazione attraverso cui la natura ci dà un supporto in tutto quello che facciamo. Il risultato è che il processo di produzione del cibo è risultato più facile, più agevole, perché come alleato, guarda caso, abbiamo la natura. Per quanto riguarda la difesa dei prodotti, laddove ce ne fosse bisogno, abbiamo sperimentato l'uso di preparati naturali a base di aglio, di peperoncino, di ortica e così via. Abbiamo interpretato attraverso la raccolta e la lettura dei dati le condizioni, l'andamento climatico, per capire quanto bisogna preoccuparsi di questi famosi cambiamenti climatici o se invece sono corsi e ricorsi e comunque sono elementi da interpretare bene senza paura ma con razionalità. Abbiamo sperimentato le antiche varietà di grani antichi per vedere il risultato che danno dal punto di vista agronomico e dal punto di vista organolettico nella loro trasformazione in pane e pasta. Insomma, abbiamo fatto di tutto e di più. E quello che è il risultato è una grande quantità di informazioni che abbiamo racchiuso in questo manuale, ma non solo, e che sono a disposizione di chiunque vuole utilizzare queste conoscenze per pensare ad un'agricoltura biologica che produca cibo buono per la felicità degli uomini e che produca anche altri servizi per far quadrare i conti economici dell'azienda.